Si è tenuta venerdì sera nell'aula magna dell'Istituto Totti la presentazione ufficiale del progetto Sicurezza per Musile di Piave, un progetto nato per dare una risposta forte al fenomeno del vandalismo gratuito che vedrà uniti gli imprenditori per Musile con le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale, per rendere efficace e capillare il controllo sul territorio. L'idea non è del tutto nuova, ma trova la sua prima espressione 5 anni fa, quando a proporre un progetto di vigilanza locale fu l'amministrazione stessa. Ora finalmente la sinergia si è consolidata e lo start-up potrà avvenire. Allora, ovviamente nasce dall'esigenza dei furti e danni che noi subiamo nei nostri stabilimenti. E abbiamo preso questo progetto, abbiamo ideato questo progetto per cercare di sopperire a questo tipo di problematica. E abbiamo strutturato il tutto in modo, come vi vedremo stasera, verrà presentato e presentato all'amministrazione comunale per condividere il progetto con loro, perché è parte importante che l'amministrazione condivida questo progetto. Parola d'ordine tra gli imprenditori è condivisione. Aggregarsi significa aumentare il livello di sicurezza, raggruppando in un unico progetto la gestione ed il controllo della vigilanza. Solo in questo modo la sicurezza potrà essere un concetto ampliato. Il tutto sarà gestito attraverso un sito internet che aggiornerà in tempo reale la situazione delle zone più critiche del territorio monitorate dagli istituti di vigilanza. Ogni singolo soggetto aderente potrà, attraverso il sito preposto, segnalare agli organi di vigilanza la non conformità da lui rilevata nella zona di sua competenza. La Polizia Municipale in questo progetto come parteciperà e che ruolo avrà? Allora, la Polizia Municipale in questo caso partecipa in quanto il Comune è uno degli aderenti al progetto di sicurezza. È un progetto in cui l'amministrazione ha creduto e che vede anche il coinvolgimento della Polizia locale in quanto organo di tramite tra le agenzie di vigilanza e appunto le forze dell'ordine. I cittadini segnalano magari alcuni illeciti che si compiono nel territorio e noi come forze dell'ordine siamo deputate a ricevere queste segnalazioni. Potenziare la percezione di sicurezza particolarmente minata in questo periodo. La sicurezza rappresenta una priorità per il territorio. Il progetto potrebbe presto trovare spazio anche oltre i confini comunali.